che il governo italiano ci stia trascinando in guerra. Questo è palese, ma io vorrei anche ricordare che la Libia non perdonerà stavolta, perché l'Italia è responsabile delle guerre precedenti e la Libia chiede ancora conti su questi argomenti. Sullo scenario internazionale non ci possiamo dilungare, io vorrei partire da un fatto assolutamente locale, e cioè è morto un sardo che lavorava in Libia, lavorava comunque per conto dell'ENI. Renzi dichiara, scaricando le responsabilità sui lavoratori che poi sono stati uccisi, dicendo che non sarebbero dovuti andare in Libia perché queste erano le indicazioni della Farnesina, ma nessuno parla del perché l'ENI fosse presente e continui ad essere presente nel territorio libico a curare grossi interessi, e per collaborare con l'ENI bisogna che i nostri lavoratori vadano, sono chiamati. Il problema grosso è che la regione autonoma della Sardegna ha taciuto su questo caso e lungi da me ogni sorta di speculazione. C'è stato il silenzio al momento del rapimento, per tutta la durata del rapimento, e c'è stato silenzio di fronte all'omicidio, agli omicidi che ci sono stati. Per cui in altri tempi il Consiglio regionale si portò al centro del dibattito il dramma di una cittadina sarda che era stata rapita, e le autorità locali non possono delegare il governo italiano a occuparsi anche dei nostri problemi drammatici in queste situazioni. Bisogna prendere la valigia e andare a dialogare con i governi locali. Questo non è stato fatto, che vuol dire che la regione autonoma della Sardegna è in prima fila in tutti i processi di guerra a cui ci stanno assolutamente trascinando. Bisogna chiedere conti, perché non si può assolutamente fingere di nulla. Con la Libia noi sardi faremo i conti presto, anche per questioni di vicinanza, quindi alziamo il tiro per dire che la classe politica sarda deve schierarsi ufficialmente contro, e a Roma deve fare ben altro. Grazie.